Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video e auguroni a tutti di un sereno buon Natale e buone feste, per quanto insomma le potremmo godere quest'anno. E oggi dai, passiamoci un po' di tempo in divertimento insieme. E qualcuno mi chiedeva: ma dov'è Christian, perché sta facendo pochi video in questo periodo? Ragazzi, perché mi ero inabissato per studiare una nuova variante della difesa 300, questa nuova variante incredibile denominata variante del piccolo centro, che adesso scopriremo qual è, quali sono i segreti. L'idea è quello di spingere questi tre pedoni centrali di una casa, dopodiché sviluppare tutto l'esercito dietro questi pedoni in cerca di un attacco incredibile. Ma cosa ne sapete voi? Per esempio E3, il nostro avversario gioca E5 perché lui dice: ah, io mi prendo il centro, non ti preoccupare. Ok, va bene, supponiamo che la partita vada così. Sto muovendo un po' di mosse a caso, non so, ecco, non capisco perché ora qui si sta bloccando, non so che cosa stia pensando, dato, dato che devo muovere io, per cortesia, computer, bravo, ce la puoi fare, fai il bravo, siamo alla vigilia di Natale. Ok, qui non so, sviluppa l'alfiere da qualche parte, va bene, sto muovendo veramente a caso ragazzi, eh? Giusto per capire i principi della difesa 300. Noi arrocchiamo e se l'arrocca anche lui. Cavallo in BD2, donna C2, oh, e questo è l'assetto di questa nuova difesa 300, quindi due cavalli in questa posizione, l'alfiere qui, la donna qui, e al momento giusto, bam, si spinge 4 e la situazione sarà veramente incredibile. Tra l'altro potremo mettere subito torre sulla stessa colonna della donna e verranno veramente partite incredibili. Vi dico solo dalla mia esperienza, dato che l'ho provato un pochettino, cosa succede. Se giochiamo subito in pre-move queste tre mosse, guarda cosa succede. Pre-move di questa mossa, pre-move. Ora, quando si gioca un minuto, il nostro avversario spesso che cosa ci fa? Ci mette l'alfiere qui in presa gratis, ma siccome noi siamo già in pre-move, ci muove questo pedone e quindi perdiamo la donna. Dunque, l'assetto nella bullet di questa nuova variante di difesa 300 è: muovo il primo pedone, alfiere 2 subito, così se lui inizia a fare il figo, ok, succede questo, va bene, o presa di cavallo, dipende. Ok, bene, adesso lo andiamo a provare. Si gioca ragazzi, difesa 300, vediamo se ci sarà qualcuno che vorrà sfidare la mitica 300. La mitica 300, su dai ragazzi, non volete mica davvero il giorno 24 rifiutarvi di giocare con la 300, dai. Dai che dobbiamo provare questo nuovo assetto incredibile. Eccolo, via, via ragazzi. Premove, 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 premove e premove. Donna C7, arrocco corto e poi bam, la spinta che tutti noi stavamo aspettando da secoli, secoli, amen. Ok. Questa non me l'aspettavo. Adesso dobbiamo cercare di... Allora, innanzitutto questa ci vuole. Poi ci mettiamo alfiere qui, anche questa ci vuole. Sei sicuro di questa mossa? Ah, c'era la donna scoperta. Qui vabbè, il mouse mi ha aiutato. Vabbè, ho barato ragazzi, dai, non va bene così. Ma quando purtroppo giocate a difesa 300, hai visto? I mouse dei vostri avversari impazziscono. Funziona proprio così, 300, 300. Difesa 300, premove, premove. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah ragazzi, ci siamo, ci siamo. Mi ha fregato perché ha spinto prima lui. Ha spinto prima lui. Scacco. Questa non l'avevi vista. Di la verità. Di la verità che i tuoi occhietti miserabili non l'avevano vista. Ok, questa è buona, questa è buona. Vai che non la vede, che c'è la mia donna che tiene tutto. Tiene tutto, ragazzi. Che donna la mia donna. Che donna, veramente. Donna di altri tempi. Una donna che riesce a tenere tutte le situazioni. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo di donna. Che spettacolo di donna. Potrei sacrificare, ma prima devo aprire quest'altra colonna e poi sacrifico su A3. Col Kaiser che cambio la donna. Ma proprio col Kaiser, amico.
Ok, appena ritorni sul bianco ti metto l'alfiere in faccia, poi vediamo. Ah, mi obbliga al cambio, mi ha obbligato al cambio. Mi ha obbligato al cambio. Cioè, che palle, ragazzi. Sapete giocare solo così. Sapete giocare solo con questi mezzucci veramente... Oh, ammazzati. No. Ok. 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 Ah, maledetto il tempo. Il tempo. Il tempo mi è nemico. Il tempo mi è nemico. Il tempo mi è nemico. attenzione al tempo, importantissimo, importantissimo, importantissimo. No, va a promozione, non ci posso credere. Ma io vado a promozione con scacco. Mamma mia, ragazzi, mitica. Mitica 300, incredibile, incredibile. Nuova partita. E si va, si va, si va. Modalità piccolo centro, cavallo BD7, donna C7. Perché gioco sempre col nero, tra l'altro? Ok, siamo pronti per questa nuova avventura. Siamo pronti. Non ci fa paura. Ah, adesso, ok, bravo che non è spinto perché dobbiamo spingere noi, solo che non abbiamo i pezzi sufficienti per spingere. È la Peppa. Ok, qui ti catturo. Faccio questa così spingo. Ah, bam. Questa non me la dovevi far fare. Questa non me la dovevi far fare. E la... Sì, va bene, giusto. Credo sia giusto. Catturare. Catturo. Catturo. Che cosa stai facendo con questo cavallo? Niente, credo. Credo assolutamente niente. Adesso... Oh, c'è Alfiere, no, c'è Alfiere lì. Mamma mia, non l'ha vista. C'era Alfiere B2. Mamma mia, c'era Alfiere B2. C'era Alfiere B2, ragazzi. C'era Alfiere B2 che era abbastanza tragica. Alfiere B2 era abbastanza tragica. Abbastanza tragica, ragazzi. Eccolo lì. Non potevo catturare il pezzo. Queste bullet veramente sono un terno all'otto. Queste bullet sono un terno all'otto. Ok, facciamo così. Facciamo così. Ok, spingiamo i pedoni, andiamo a promozione, non voglio sapere nulla di nulla. Ah, questo lo devo bloccare in effetti. Questo mi creerà fastidi. Questo mi creerà fastidi, te lo dico già in anticipo. Con molto anticipo che questo mi creerà fastidi. Scacco. 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 Cambio. Via. Si spinge, si spinge, si spinge. Qualsiasi cosa accada si spingerà sempre, sappilo. Ah, no, 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 no. No. Aiuto, aiuto. Maledetto, vuoi vincere sul tempo? Vuoi vincere sul tempo? Ah, zzarola. Infame, che infamone, che infamone, che infamone, te l'ho detto che sei un infamone. Mamma mia, mitica difesa 300, ma... è andata anche stavolta, è andata. E si gioca coi bianchi, stranamente, variante piccolo centro, tutto in pre-move, cavallo BD2, donna C2, arco corto, spinta micidiale su E4, spinta micidiale su D4, alfiere qui, torre che va qui, e adesso faremo la nostra mitica manovra di cavallo quando meno se l'aspetta. Ci prendiamo il punto F5, guarda che avamposto che mi ha lasciato, bam, che avampostino che mi ha lasciato, che avvampostino che mi ha lasciato, non ci posso credere, cioè ti giuro brividi ragazzi, brividi, brividi quando vedo degli avamposti così, mi vengono i brividi, mi vengono i brividi, mi vengono i brividi. Ok, bisogna togliere sto cavallo da qui in qualche modo. E la Madonna, bisogna togliere sto cavallo da qui in qualche modo. Ok, bella questa ci è piaciuta, ammetto che aveva del raffinato questa mossa.
aveva del raffinato, però adesso mi sono sparato tutte le ultime cartucce e non so più dove andare a parare. Perché che faccio con queste torri? Dimmi te che faccio. Che faccio con queste torri? Allora devo togliere il re da qui innanzitutto. E iniziamo a attaccare un po'. Altro buco, si è creato un altro bucols. Un altro bucols. Ok, importante essere sopra di tempo. In queste posizioni è abbastanza importante barra fondamentale. È abbastanza importante e fondamentale essere sopra di tempo, poiché bisogna saper gestire tutti gli stati d'ansia possibili e immaginabili che derivano da queste situazioni. Ok. È andata! Mitica 300, ragazzi, una, non se ne perde una. Vediamo se saremo più sfortunati, ma non credo, perché la mitica 300 è purtroppo... impianto Stonewall, vediamo come se la cava, vediamo come se la cava la nostra trecentina. Vediamo come se la cava. Noi tanto paura proprio non ce ne abbiamo per nulla. Ammazzati. Ci piace essere sportivi con i nostri avversari. Tipo così, ci piace essere sportivi. E dire subito le cose come stanno. Brutto impianto, brutto pedone qui. Mancanza di spazio, ma noi ragazzi adesso tramite manovre raffinate andremo ad attaccare i nostri avversari sui loro punti più deboli. Ok, va bene così. Va bene così. Attenzione, potrei progettare un matto che non... grazie per la donna. Però potrei progettare un piccolo matto. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, incredibile. Non si riesce a perdere, non si può. Cioè, voi volete perdere? Volete riuscire a... Incredibile. Solo vittorie, ragazzi. Solo vittorie. E andiamo per Elo 1009 nelle bullet. Forza, ragazzi. Forza. Dai, su, è solo il 24, perché non volete giocare a scacchi? È solo il 24, premove. Attenzione, mi sta fregando questi premove, mi sta fregando, ma ha trovato uno più furbo di noi. Ho trovato un furbacchione, ho trovato il furbacchione. Ho trovato il furbacchione. Mi ha fregato. Mi ritiro io stavolta. Mi ha fregato, ragazzi. Questo mi ha fatto un giochino che non andrebbe fatto. Avete visto? Mi ha fregato sui premove. Infamello. Questo è stato infamello. Ok. Staremo più attenti coi premove. Staremo più attenti perché c'è gente che gioca sporco. Quindi va bene. Staremo più attenti. Però questo nuovo assetto, ragazzi, avete visto che ha qualcosa di demoniaco, oserei dire, di demoniaco, incredibile. Ok, spingiamo su E5. Questo avversario è molto più forte di quello di prima, poiché si è reso conto che... Ok, adesso noi cercheremo di spingere F4, però per spingere F4 dobbiamo togliere questo cavallo. E spingeremo su F4 con grande godimento. Ok, non so che cosa accadrà dopo questa serie di cambi, so solo che ci sarà il fiere C4 e dopo il fiere C4 il nulla cosmico. Bravo. Cambio e non so che cosa veramente possa accadere. Chiudiamo nel dubbio, chiudiamo le situazioni. C'ho la diagonale aperta. Preferisco catturarti qui onestamente, ma proprio onesto, al 100%. Ok, chiudiamo cambio di donne, va bene, potrebbe stare anche bene. Mi potrebbe stare anche bene il cambio di donne. Ok raga, è il momento di tirare fuori le unghie e quindi di farsi rispettare. L'importante è essere sopra di tempo perché stiamo arrivando in un punto critico della partita, molto critico.
Sì, sì, molto critico della partita, in cui risulta essere veramente importante essere svegli e con gli occhi aperti. Essere svegli con gli occhi aperti risulta essere importantissimo. 13 secondi, yeah, ci siamo ragazzi, ci siamo, grande, 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 si va avanti, si va avanti. Oggi siamo carichi, variante il piccolo centro per la difesa 300. Attenzione, c'è un cattivone che vuole rovinarci i piani. C'è un cattivone. Va bene anche così. Questa variante funziona anche in questo modo. Nessun problema, no problem. No problem. L'importante è arroccare e quando lui non ha ancora arroccato. Mossa inutile che adesso ti toglierò subito via. Ti farò passare la voglia di giocare simil mosse. Esatto, proprio questo, quello che intendevo dire quando ho iniziato a fare queste mosse inutili. Ok, togliamo la donna da posti loschi e da cavalli loschi soprattutto. Ah, che fastidio, che fastidio, che fastidio. Niente, la mettiamo... Dove la metto sta donna? Aiuto! Aiuto! So dove metterla. Dove la metto? In un posto in cui non possa creare danni. Che posizioni pessime per i miei pezzi, veramente, raga. Veramente, raga. Che posizioni pessime per i miei pezzi. Bah, andiamo sulla difensiva. Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare quando si gioca in questo modo così bene? Non è che posso fare tante cose. Sono sotto di tempo, di tutto. Non è un problema. È un problema. Però questa mi ha salvato. Questa mossa mi ha salvato. Questa mossa mi ha salvato. Questa mossa mi ha salvato. Lo ripeto ancora. Questa mossa mi ha salvato. Mi ha salvato ancora, mi sta salvando di nuovo. Mamma mia, che robe brutte che stanno capitando, che robe brutte che stanno capitando, che robe brutte, che robe brutte, che robe spiacevoli, che robe spiacevoli. No! Spiacevolissime! No, non ci posso credere, no. Io mi rifiuto di perdere così. Difesa 300. Piccolo centro funziona a bomba, funziona a bombazza, funziona di bestia, funziona a bomba. Ok, lasciamo fare a lui perché si sente furbo, quindi finché si sente furbo noi lasciamo fare ai nostri amici. Adesso c'è Alfiere qui e non si sentirà più furbo, avete visto? Avete visto come evitare che il vostro avversario si senta furbo? Semplice, semplicissimo, basta una semplice manovra per fregare i vostri nemici. E adesso però mi sono fregato il cavallo. Mi sono fregato il cavallo, avete visto? Ma questo fa parte sempre del piano. Attenzione, c'è l'alfiere che adesso rompe le scatole. Chiudiamo un po' di cose, un po' di porti. Dobbiamo chiudere il più possibile perché adesso possono esserci attacchi spiacevolissimi. Possono essere attacchi spiacevolissimi lungo questa diagonale o anche questa semplicemente. Dunque bisogna giocarsela bene. Ah, c'ho l'alfiere sotto. No, non ci posso credere. Va che non lo vede. Mitico. Ok, bravissimo. Cambiamo tutto, che sono felice. Sono strafelice. Sono felicissimo come una Pasqua. Sono la persona più felice del mondo. Cambiamo tutto, sono d'accordo con questa mossa che tu hai appena fatto, perché devo dire che rispecchia un po' i miei canoni
Avrei perso la donna. Avrei perso la donna, ma non l'ho persa, quindi va bene così, ragazzi. Va bene così. I 1900 sono sempre più vicini, ragazzi. Premove, 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 premove. Madonna che impianto, madonna che impianto. Cioè, mi vergogno con un impianto così forte. È ovvio che le vinco tutte. Cioè, come fai? Come fai a giocare così? Guardate che avamposti fantastici. Guardate il mio amico come è costipato. Non può giocare nulla. Qualsiasi cosa fa è comunque sempre sotto tiro dei miei pezzi. Incredibile, incredibile, ragazzi. Incredibile, 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 incredibile. E adesso si gioca sulla colonna A. Lui non lo sa ancora, ma si gioca sulla colonna A. Quindi raddoppierò le torri qui. Non lo sa ancora, ragazzi, non lo sa ancora, ma il gioco ora si sposta sulla colonna A. Mio caro amico, mettiamo la donna dietro. Mettiamo la donna dietro, che è importante. È importante, è importante, è importantissimo mettere le donne nei punti giusti. E anche i cavalli sono importanti, perché? Perché i cavalli sono, diciamo, una riserva incredibile di attacchi, di cose varie, quindi sono molto importanti. Sono molto importanti. Vabbè, dai, è il momento di aprire. È il momento di aprire, altrimenti potrebbe diventare troppo tardi. Apriamo. Apriamo e attacchiamo da dietro. Andiamo a promozione. Che noia che sei con questi attacchi. Quanto sei noioso, quanto sei scontato, oserei dire. Va bene, non so che cosa tu stia progettando, qualsiasi cosa tu stia progettando, io te la disferò, sappilo, sappilo. Te lo voglio dire con totale schiettezza. Poteva catturarmi lì, io catturo qui, scacco, ok, tac, va bene, va bene, va bene, mi aspetto di tutto da parte del mio avversario, mi aspetto di tutto. Questa non me l'aspettavo. No, ho perso per il tempo, non ci credo! Certo che voglio la rivincita! No, no, che impostore, che impostore. Ma ti è andata di... non di culo, di più! Difesa 300, modalità cazzuta. Modalità cazzuta della 300. Modalità stracazzuta. Ok, si gioca di qua. Potevi dirlo subito che si giocava su questo lato. Io l'avrei capito. Non so se hai capito che l'avrei capito. Va bene, si raddoppiano le torri e poi si fa un bel giochino che tu ancora non conosci perché la tua poca esperienza non ti porterà a capire il giochino che sta per arrivare. Hai capito, amico Fritz? Hai capito, amico Fritz? Hai capito? Caro amico, ti scrivo. Caro amico ti schifo, è un'altra variante. Caro amico ti schifo. Ok, un'altra variante del gioco. Non puoi catturare altrimenti perdi la donna. Hai visto? Hai visto cosa succede? Scacco. Hai visto cosa succede? Succedono queste cose qui. Qui c'è qualcosa da fare, ma non la vedo, ragazzi. Aiutatemi perché non la vedo. Non la vedo, aiutatemi. Vabbè, non la vedo, che ce posso fare? Così, giocheremo così. Vai di cavallo, ok. E ora si fa pressure. Si fa pressure su questo punto di bestia proprio. Di bestia. Di bestia. Questa non me la rubi. Questa non me la rubi, amico. Questa non me la rubi. Questa non me la rubi. Questa non me la rubi. Attenzione che c'è il matto. C'è il matto. Pensavo ci fosse stato il matto. Invece. Attenzione, attenzione che vuole rubare un altro po', ragazzi. Vuole rubare, allora noi che siamo i maghi della rubata. Noi che siamo i maghi della rubata, rubiamo. Che ci posso fare? Che te devo dire?
Che te devo dire? Rubiamo, rubiamo. Oh, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Vuoi la rivincita? Te la ridò. Tanto la difesa 300, variante piccolo centro. Solo guardare. Tu devi solo guardare. Solo guardare. Tu devi solo guardare. Ok, sì, va bene. Va bene. Va bene, va bene. Ci impossesseremo il prima possibile di un bellissimo avamposto. E poi devi solo guardare. Quanto si è cattivi con i propri avversari, ragazzi, veramente, veramente non pensavo mai di arrivare a questi livelli di cattiveria con i miei avversari. Però, boh, te lo tiro un po' fuori, no? Te lo tirano un po' fuori. Ok, ok. Brutta, brutta questa. Questa è brutta, lo sai, Christian, che è brutta? Bruttina, bruttina. Bruttina ina ina. Ah, cavallo contro alfiere. Che bel finale, che bel finale. Finali di altri tempi. Perché è andato il re? Perché è andato lì il re? No, per colpa del mouse. Per colpa del mouse. No, ho perso un pedone. Ma ti è andata... Ma ti è andata buona anche stavolta. C'hai più... Ecco. C'hai più che anima. C'hai più che anima. C'hai più che anima. Qui vado in Zuzwang. Qui vado in Zuzwang, amico mio. Vado in Zuzwang. Vado in Zuz. Meno male che tu non te la cavi troppo bene coi finali di pedone. Bastava spingere il pedone F4. Ma va bene così. Una patta onestamente mi va anche bene. Mi va bene una patta. Va bene, mamma mia, meno male che questo non se la sa giocare. Meno male che questo non se la sa giocare. Ah, guarda che vinco anche il finale tra poco. Ah, vabbè, ma devi studiare i finali di pedone però, amico. Cioè, non è che puoi rimanere sempre allo stadio di dove ti trovo. Cioè, devi anche sapere un po' finire, no? Questi finali. Oh, nonostante perde il pedone, che cosa si inventa? Non meriti di essere al tuo livello, assolutamente non meriti. Ragazzi, ed è con questa che io vi saluto, vi mando in pace, godetevi i vostri familiari, godetevi tutto, ma soprattutto provate questo questa nuova variante della difesa 300, variante piccolo centro, una raffinatezza incredibile. Ciao! E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!